Bella a tutti regà, qui è Miro, siamo nel video post partita di Giona Cagliari. Lo registro prima perché comunque, vabbè, prima, stanno all'88esimo. Ho poco da dire, ho veramente poco da dire. Inutile ribadire il concetto che mi sono rotto il cazzo. Sì, ok, oggi ci abbiamo provato, Perin ha fatto il miracolo, ma quello è il lavoro suo, sta lì apposta, i portieri esistono per quello, quindi sarebbe anche inutile attaccarsi a cose simili. Non voglio proprio dire nulla sulla partita perché c'è poco da dire. Non mi voglio attaccare cioè non voglio parlare del posizionamento di Godin, ecco, voglio sorvolare sul posizionamento di Godin al momento del gol. Voglio, ecco, adesso Pereiro si è mangiato il gol. No, Cerri, scusate. Voglio sorvolare su Cerri che blocca non si sa quanti tiri. Voglio sorvolare sul fatto che il Cagliari ha giocato come se dal primo minuto del primo tempo ci fosse stato Pavoletti come prima punta, perché continuiamo a giocare con i cross nonostante davanti abbiamo uno come Simeone. Voglio sorvolare tutto questo e voglio cullarmi nel ricordo che ho di una partita che riguarda il Genoa e non il Cagliari di, se non mi sbaglio, una decina di anni fa più o meno ormai, se non qualcosina di meno. Era un Genoa-Siena, non so quanti se la ricorderanno, a me è rimasta impressa nella mente. C'era il Genoa che stava perdendo in casa 4-0 contro il Siena e ad un certo punto i tifosi fanno una cosa che io avrei fatto volentieri oggi ai nostri, ovvero, qualora ci fosse stato il pubblico, ovvero raggrupparli, fargli levare la maglia e bloccare tutto. L'avrei fatto volentieri oggi, l'avrei fatto veramente molto volentieri. Qualcuno dirà che sono forse troppo cinico, perché comunque oggi il Cagliari non si può dire che non ci abbia provato, e su questo sono d'accordo perché rispetto a molte altre partite il Cagliari oggi si può dire che assolutamente ci ha provato, ma ci abbiamo provato male. Sarò cinico? Ok, sarò cinico, però contando la partita di Coppa Italia questa sarebbe, perché ancora non lo è, perlomeno per me, adesso, la 13ª sconfitta, no, cioè la 13ª partita senza vittoria. E dopo 13 partite in cui non vinci, devi essere cinico. Intanto abbiamo regalato palla a Pandev. Ok. Dopo 13 partite in cui non vinci, tu devi essere cinico perché fare finta che va tutto bene, accontentarmi di una prestazione che tu dovevi fare già tempo fa e in una partita in cui tu stai perdendo contro una diretta concorrente per la salvezza, non ti puoi accontentare. Non ti puoi assolutamente accontentare. Ripeto, quell'esperienza, quella cosa che ho visto in quel Genoa-Siena 0-4, che tra l'altro c'è anche il video su YouTube, andatevelo a recuperare per capire più o meno cosa è successo. Io l'avrei fatto volentieri oggi, perché dal primo all'ultimo, passando anche per l'allenatore, non salvo nessuno, dirigenti, giocatori, presidenti, tutti. Oggi sarebbe da prendere la maglietta e tutto ciò che hanno loro indosso con lo stemma del Cagliari e farglielo levare. Punto. Questo è il mio pensiero, a prescindere da come finirà la partita, perché adesso manca un minuto e qualcosina, cioè anche pareggiassimo, tu oggi lo vince. Quindi non... commento fino a quando finisce, colpo di testa ai Cerri. Si può dire praticamente che è finita la partita.
93-32. Poi la prossima pure contro il Sassuolo, mo che ci stavo a pensare. Bene, abbiamo perso. Adesso verrà esonerato di Francesco? Boh, non lo so. Sinceramente non me ne frega un cazzo. Ci ha superato il Genoa. Ci ha superato il Genoa. Io non ho parole. Mi è da piangere, raga. Vi giuro. Mi è da piangere. Mi è veramente da piangere.